Pronti? 1, 2, 3. Buono il primo segnale, è veloce Ciclone Tav che prende il comando nei confronti di Ciliberti, poi dietro i due Clown Regal, seguito poi da Crusoe dei Greppi. Attacca all'esterno Roberto Vecchione col Sauro Ciliberti, intanto 200 metri in 14,8. In vantaggio Ciclone Tav su Crown Regal, mentre Ciliberti ripiega al terzo posto. Più indietro Crusoe dei Greppi davanti a Carastella e in coda Commander Lake. 14,8 qui davanti alle tribune, con in vantaggio Antonio Di Nardo con l'allievo di Gennaro Casillo, Ciclone Tav, figlio di Man of Many Mission. In seconda posizione Federico Esposito con Clown Regal, intanto 16. Ha rallentato il ritmo il battistrada, si forma una fila indiana ora più compatta perché Gianvito D'Ambrosio ha portato Crusoe dei Greppi a ricongiungersi ai primi tre, quindi il sestetto prosegue con una marcia di trasferimento, addirittura 15,9 ancora di là. Nessuno fa la prima mossa, sempre Ciclone Tav a condurre davanti a Clown Regal, Ciliberti, Crusoe dei Greppi, Carastella e in coda Commander Lake. Ancora un parziale lento, 16,1. Siamo ora al secondo passaggio davanti alle tribune, ha cavato i tappi per svegliare un po' il suo allievo Antonio Di Nardo, ma Federico Esposito esce con Clown Regal e va all'attacco del battistrada. Ora si va più forte, 15 qui davanti alle tribune, sempre Ciliberti in terza posizione, intanto prova Commander Lake a risalire dalla coda e si pone ora in quarta posizione. Intanto Clown Regal è sempre all'attacco di Ciclone Tav, curva passata in 14,7. Siamo sulla retta di là, si avvantaggiano i primi due, poi Ciliberti che cerca di ricongiungersi su Commander Lake e Crusoe dei Greppi. Insiste Federico Esposito col figlio di Vivid Wise S, ancora un 13,7 di là, si avvantaggiano i primi due, Ciclone Tav contro Clown Regal, poi Ciliberti un po' più indietro. Siamo a poco più di 200 metri dalla conclusione con l'allievo di Antonio Di Nardo che sta replicando da per suo l'avversario. Retta d'arrivo, Ciclone Tav si difende da Crown Regal, ancora a buon margine, ci prova l'ultimo guizzo ma Ciclone Tav viene a vincere bene. 14,6 la retta d'arrivo, al secondo posto il 3 di Clown Regal davanti a Ciliberti e Crusoe dei Greppi. Antonio Di Nardo, Gennaro Casillo, i colori del signor Brunellesco Beccagli, la vittoria in percorso di testa di Ciclone Tav, il figlio di Man of Many Mission, che ha respinto da par suo un comunque valido Clown Regal che ci ha provato per tutto l'ultimo giro.